Bentrovati a tutti. Quello che proponiamo questa settimana ai nostri lettori è un approfondimento su un tema che comincia a essere caldo e riguarda gli immigrati arrivati attraverso Lampedusa dalla sponda del Mediterraneo, dalla sponda sud del Mediterraneo, che sono ospitati in molti centri che si trovano nei nostri territori. Sta per scadere il tempo che ci si era dati per verificare le loro posizioni, stanno arrivando anche i primi verdetti, molti dei quali negativi. Sta per crearsi anche una situazione critica. Abbiamo dato voce al direttore della Caritas diocesana di Venezia che spiega come sarebbe utile dare dei permessi di soggiorno almeno per motivi umanitari, e abbiamo anche visitato uno di questi centri e parlato con alcune di queste persone arrivate dalla Libia e da altre nazioni dell'Africa. Naturalmente questa settimana per noi di Venezia è anche un tempo nel quale cominciamo a fraternizzare di più con la figura del nuovo patriarca che stiamo attendendo, Monsignor Francesco Moraglia, per cui raccontiamo qualcos'altro della sua vita. Abbiamo parlato con sindacalisti, imprenditori che l'hanno conosciuto sul versante della sua attenzione al mondo del lavoro e con altre persone che l'hanno conosciuto molto da vicino, sia alla Spezia sia a Genova. E questo è un modo per noi per attenderlo, visto anche che nei giorni scorsi una delegazione veneziana è stata da lui alla Spezia. Raccontiamo anche di questo primo incontro ravvicinato con il nostro nuovo patriarca. Un tema che può interessare molte giovani coppie, che può anche essere di stimolo a chi può operare in questo campo, è la proposta, quasi la sfida di un architetto mestrino, e cioè quella di realizzare delle case per giovani famiglie a 90.000 euro, non più di 90.000 euro. Non si tratterebbe di case di cartone, ma di case molto ben fatte, in classe A, di 2 camere, con garage, con tutte le cose che devono avere gli appartamenti oggi, ma a un prezzo molto basso, perché c'è un'attenzione al modo in cui vengono costruite. Poi naturalmente l'editoriale di questa settimana del nostro direttore, la miopia dei ministri sui giovani mammoni, ed è un commento sulle parole dette ultimamente dal primo ministro Monti. Ecco, questo e molte altre cose interessanti da leggere e da sfogliare anche questa settimana proponiamo ai nostri lettori, e speriamo di avervi appunto con noi, con gli occhi puntati sulle nostre pagine.